Sindaco, diceva Rocco Chinnici che la legalità deve tradursi in cultura. E allora quale miglior posto che la Fondazione Sciascia di Racalmuto per commemorare il giudice Rocco Chinnici a 100 anni dalla nascita, con l'emissione anche di un nuovo francobollo? Oggi una straordinaria manifestazione per ricordare il centenario della nascita di Rocco Chinnici. Sì, in effetti il dato fondamentale per ricordare questa straordinaria figura non è soltanto quello di celebrare un magistrato straordinario che per primo ha capito la necessità di creare un pool per scambiare le informazioni, per scambiare tutte le indagini, per essere quindi adeguati a lottare seriamente la mafia, ma soprattutto, come è stato detto, perché ha compreso prima degli altri che per combattere bene la mafia era necessario un cambiamento culturale, e infatti Rocco Chinnici ha parlato con i giovani, ha partecipato a convegni, ad iniziative, e diceva che la legalità va affermata e la mafia e tutte le violenze vanno combattute con la cultura. E infatti oggi in questa manifestazione, oltre ad illustri relatori, a tante autorità, sono presenti anche molti ragazzi, perché a loro che dobbiamo rivolgerci, perché loro devono creare tutti i presupposti per sconfiggere definitivamente la mafia. Promessa mantenuta. Qualche mese fa lei fu ospite qui a Racalmuto in un convegno, si parlò di organizzare questo evento nella città di Leonardo Sciascia e cade proprio per il centenario dalla nascita, ma assume un contorno ancora più di spessore, visto che oggi viene messo anche un francobollo di suo papà. Gli elementi di importanza sono tanti. Devo dire che forse la cosa più bella per noi familiari è l'idea di festeggiare questo compleanno virtuale importantissimo, perché papà avrebbe compiuto 100 anni, in mezzo a quei ragazzi. Qui oggi ci sono presenti gli studenti, i ragazzi delle scuole, in mezzo a quei ragazzi ai quali, devo dire, papà dedicò effettivamente tutto il suo impegno professionale e civile in un momento di particolare difficoltà, quando a Palermo anni 70-80 si contavano ogni anno centinaia di ragazzi vittime della droga, dell'eroina, ed erano anche gli anni in cui la mafia aveva nel traffico mondiale degli stupefacenti la sua principale fonte di ricchezza illecita, ripeto, sulle spalle dei ragazzi che morivano o si rovinavano la vita. Quindi un compleanno particolarmente importante e particolarmente bello e significativo che sia festeggiato in mezzo ai ragazzi. Le iniziative, e devo dire grazie a Racalmuto, grazie alla comunità di Racalmuto che mi aveva ospitato qualche mese fa per la presentazione del mio libro, e agli organizzatori, perché tra le tante iniziative una emblematica ma anch'essa importante che è partita da qui è proprio un francobollo commemorativo. E ripeto, l'importanza è quella emblematica, ma soprattutto quella di ricordare i valori per i quali Rocco Chinnici e tante altre persone delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del mondo dei giornalisti, della politica, in quegli anni si sono sacrificati per il bene di noi siciliani. Sua Eccellenza, il giudice Rocco Chinnici fu uno tra i primi a ribadire che la questione mafiosa non si poteva risolvere dalle aule giudiziarie. Poi pagò con la vita il suo sacrificio, oggi se ne ricorda la memoria a 100 anni dalla nascita. Il magistrato Rocco Chinnici è stato molto lungimirante, perché ha capito immediatamente che il fenomeno mafioso così radicato nel territorio siciliano
andava combattuto in altre sedi, ha avuto questa lungimiranza di portare la legalità all'interno delle scuole. È stato il promotore, il pioniere di questa teoria che la legalità si traduce in cultura, e quindi ecco, questo è il merito che attribuiamo al magistrato, oltre al forte impegno sotto il profilo giudiziario. E oggi ecco, la giornata che celebriamo proprio insieme agli studenti ecco, consolida quest'idea, questo solco che è stato tracciato dal magistrato Rocco Chinnici, e facciamo in maniera tale che l'entusiasmo dei ragazzi non venga sopraffatto ecco, dal malaffare e da quelle dinamiche contorte e quelle logiche che non devono far parte della vita quotidiana dei giovani. Quindi questo è un forte messaggio che oggi viene lanciato, e grazie alla Fondazione, perché questo è veramente un segnale tangibile che viene dato non solo al territorio di Racalmuto, ma a tutto il territorio provinciale. Io sono ben lieto di partecipare a questo incontro e cerchiamo ecco, di dialogare con i ragazzi. Questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo di tutte le istituzioni, e soprattutto ecco, infondere quei principi di legalità che sono alla base della convivenza civile. Io sono convinto che noi ereditiamo dal magistrato Rocco Chinnici un'eredità veramente pesante, ma siamo convinti di poter tradurre nelle forme migliori il suo verbo e quello che oggi si farà in maniera concreta e fattiva.